Non possiamo neppure più esordire con un siamo alle solite, perché l'espressione perde di significato in un contesto, quello in cui viviamo tutti i giorni, dove l'inquinamento è indigesto pane quotidiano. I colori del semaforo indicano le diverse gravità ed ora che è scattato l'arancio ritornano i provvedimenti restrittivi alla circolazione nelle aree urbane di mezzi con motore fino ad Euro 4. Soltanto Belluno in Veneto risulta esclusa dalla decisione, perché l'area di montagna, almeno quella, sembra resistere ancora in termini di purezza, anche se c'è poco da illudersi. L'opportunità del provvedimento ha già scatenato polemiche nel recente passato, sia dal punto di vista commerciale, meno auto in arrivo in città, meno potenziali clienti per gli esercizi, sia da quello ambientale, con gli ecologisti che chiedono misure più aspre e meno aleatorie, frutto di una programmazione regionale che finalmente uniformi le regole e fissi dei paletti da rispettare 365 giorni all'anno. Complice anche la meteorologia, con l'arrivo dei nebbioni, la situazione risulta decisamente critica. Limitiamo dunque l'uso delle 2 e 4 ruote, oppure organizziamoci per fruire in 3 e 4 di un solo mezzo, ce li vedete gli italiani in carpooling, ma soprattutto intensifichiamo il servizio pubblico, ed ecco che qui ci si scontra con le aziende di trasporto, con la scarsità di personale e quello che c'è costretto a turni quasi disumani. Insomma, attorno ad un tavolo dovrebbero convenire più realtà che al momento sembrano ignorarsi. A questo punto è il cittadino che deve darsi da fare per aiutare l'ambiente senza intralci burocratici e sindacali, riscoprendo la fatidica educazione civica che abbiamo appreso fin dalla scuola.